È un piacere presentare in Consiglio regionale del Veneto, insieme ai rappresentanti delle associazioni Admora Doces di Treviso con la Presidente Alice Bandiera e AIL di Treviso con il Presidente Sergio Leonardi, l'iniziativa Cellule si promuovono, si donano, si raccontano, volta a sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza della donazione delle cellule staminali emopoietiche e del sangue cordonale. Le cellule staminali emopoietiche rappresentano una risorsa salvavita per i pazienti affetti da gravi patologie oncoematologiche e genetiche come le leucemie, i linfomi e le anemie rare. Tuttavia solo il 45% delle donazioni proviene da volontari italiani, evidenziando la necessità di incrementare il numero di donatori iscritti nel registro italiano di donatori, gestito in Veneto dall'ospedale Borgo Trento di Verona. In questo ambito il ruolo delle associazioni dei centri specializzati è fondamentale e la Regione del Veneto si distingue per una rete strutturata di centri di donatori e di trapianti. In collaborazione con l'associazione Admora Doces e AIL di Treviso, queste realtà forniscono un'assistenza a pazienti e alle loro famiglie, sostengono la ricerca, la formazione medica, l'acquisto di attrezzature ospedaliere avanzate. Nel 2023 i centri di trapianto Veneto hanno effettuato 71 trapianti, confermando l'eccellenza regionale in questo campo. Un appello alla solidarietà perché è importante rafforzare la cultura del dono. Donare significa offrire una speranza concreta ai malati e con questa iniziativa vogliamo sensibilizzare la comunità, soprattutto i giovani, su un gesto che può cambiare la vita di chi è in attesa di una cura. Un ringraziamento alle due associazioni e a tutti i volontari che durante l'anno fanno un servizio fondamentale, ai donatori, ai riceventi che poi anche ascolteremo, e il vostro messaggio sarà un messaggio fortissimo, importantissimo, che anche grazie al Consiglio regionale del Veneto potremo divulgare con la capacità comunicativa che i mezzi tecnologici oggi ci mettono a disposizione. Un grazie alle famiglie, ai professionisti sanitari che sono i veri protagonisti di questa rete di solidarietà. Ho il piacere di lasciare la parola ad Alice Bandiera, Presidente di Admora Doces Treviso, ma anche presente nel tavolo nazionale. Prego, Presidente. Grazie dottoressa Brescancin per averci voluto qua questa mattina per parlare di dono in questo periodo, fra poco cominciano le feste di Natale e per noi associazioni che siamo coinvolte tutti i giorni a promuovere la donazione solidale è un momento di grande come si dice, partecipazione. Qui con me questa mattina c'è anche il presidente di AIL Treviso che collabora con Adoces perché non solo servono donatori, ma servono anche associazioni che curano i pazienti, che sono loro vicini, e questa è la sinergia con la quale noi lavoriamo assieme ai nostri centri, i centri trasfusionali, i centri di trapianto, i centri dove le donne possono donare il sangue del cordone ombelicale. Parliamo un attimino di cosa sono queste cellule staminali di cui ha parlato prima la dottoressa Brescancin. Allora, le cellule staminali sono le cellule che stanno sostituendo la donazione di midollo osseo. Fino a pochi anni fa si parlava di trapianto e di donazione di midollo osseo perché questa era una prima procedura necessaria, la procedura di eccellenza. Negli ultimi anni però questa procedura è stata sostituita dalla donazione di cellule staminali emopoietiche. È una donazione molto semplice, molto più facile e che quindi molti giovani sono anche invitati a conoscere, a approfondire e anche a farsi donatori perché è una procedura assolutamente non invasiva. Il progetto Cellule si promuovono, si donano, si raccontano è patrocinato e finanziato dalla Regione del Veneto, come i precedenti progetti sempre inerenti alla promozione delle donazioni. Quindi questa mattina vi parliamo brevemente di come si sviluppano questi progetti. Si sviluppano, vediamo, ecco, partiamo un attimo anche a conoscere un attimino
Cosa sono le cellule staminali emopoietiche? Prima la dottoressa Briscancin ha parlato di livelli essenziali di assistenza. Quando un malato di leucemia o di altre gravi patologie del sangue, dopo le varie terapie che vengono somministrate nei centri di ematologia e non riesce a guarire, ha bisogno di essere trapiantato con cellule staminali nuove, perché quelle che ha nel proprio corpo sono ammalate. Queste cellule si possono ricavare da un donatore sano, un qualunque giovane che dai 18 ai 35 anni si sia iscritto nel nostro registro regionale che ha la sede a Verona. In questi registri tutti i giovani possono tranquillamente iscriversi, basta che siano delle persone sane. Le CSE provengono anche dalle donazioni solidali del sangue del cordone ombelicale. Nella nostra regione la rete donazionale è molto ben ramificata. Perché? Perché il sangue cordonale tutte le coppie le possono donare nei punti nascita. In tutti i punti nascita si può donare il sangue cordonale. E le banche che sono presenti nel nostro territorio sono ben 3, una a Treviso, una a Verona e una a Padova. Capite che a tutte le coppie viene offerta questa possibilità di dono solidale e quindi queste cellule del cordone ombelicale sono, diciamo, l'ultima risorsa per questo paziente che sta aspettando il trapianto. Vuol dire che prima, se non è guarito, prima si va a cercare il donatore in famiglia. Se in famiglia non c'è nessun fratello compatibile, bisogna cercarlo dai volontari che sono iscritti nel registro. Se non ci trova nessun iscritto nel registro che è geneticamente compatibile e quindi per poter effettuare con successo il trapianto, bisogna andarlo a cercare nelle sacche del sangue del cordone ombelicale. Queste sono delle risorse preziosissime perché capite che è l'ultima risorsa che si dà a questi pazienti. Allora, avevo riportato anche alcuni dati dei donatori. Allora, nel nostro registro veneto noi abbiamo 130.000 donatori iscritti. In questo nostro registro sono anche compresi i donatori delle province di Bolzano e di Trento e quindi è un registro interregionale. Questo registro però gestisce anche tutte le donazioni del sangue del cordone ombelicale, che sono molte che sono molte nella nostra regione, fortunatamente, e queste sono molto importanti perché quelle che non sono utilizzabili a scopo trapiantologico vengono utilizzate per la produzione di farmaci come il collirio per il sierico. Da questo sangue viene ricavato del collirio che viene somministrato ai pazienti che hanno la sindrome dell'occhio secco. Sono di solito pazienti anziani che hanno subito dei trapianti o delle chemioterapie molto forti. Poi sono prodotti anche dei gel fibrinopiastrinici per le grandi ulcere, soprattutto per i pazienti che hanno il diabete. E l'ultimo, diciamo, progetto che stanno portando avanti è anche le trasfusioni del sangue del cordone ombelicale nei bambini altamente immaturi, perché è un sangue cordonale, è un sangue talmente immaturo e pulito che andrà a sopperire a quella che è la donazione del sangue da adulto. Quindi capite quanto è importante donare, perché nessuna sacca viene buttata. Allora, poi quali sono allora i nostri obiettivi in questa rete che vi ho presentato adesso? Gli obiettivi di ADOCES sono quelli di continuare a promuovere le nostre donazioni di cellule staminali rispetto ai giovani che si possono iscrivere al registro,
ma anche la donazione del sangue e del cordone ombelicale. Dobbiamo andare avanti in tutte e due le donazioni. E quindi altro scopo che noi abbiamo come ADOCES nelle varie province è anche il sostegno alla ricerca. Per esempio, qui con noi c'è il presidente di ADOCES Verona che sta sostenendo sia attività di ricerca sia progetti di borse di studio per il centro trapianti che a Verona è molto importante perché è anche sede dove vengono ispiantati tutti i nostri donatori. Oltre a questo sostiene anche l'attività del Registro Veneto con borse di studio annuali, quindi sono 6 borse di studio che mettono a disposizione ogni anno a beneficio di tutta la rete che è donazionale ma anche dei trapianti. Ecco, come ADOCES noi operiamo ovviamente in convenzione con gli ospedali, quindi abbiamo la convenzione con l'ULSS 1 Dolomiti, con l'ULSS 2 Marca Trevigiana, con l'ULSS 4 Serenissima, con l'ULSS 5 Polesana e l'ULSS 9 Scaligera. Quindi stiamo coprendo un grande bacino della nostra regione. I nostri soci iscritti finora sono oltre 30.000 e 12.000 sono le coppie che hanno donato il sangue del cordone ombelicale. Come vi diceva prima la dottoressa Brescancin, vi è un costante aumento di trapianti da donatore non familiare, perché nelle nostre famiglie ci sono pochi fratelli, ci sono pochi donatori e quindi bisogna andare in cerca presso il registro. Ecco, e quindi il Centro Nazionale Trapianti raccomanda ovviamente di incentivare le donazioni per poter limitare anche le importazioni dall'estero che sono anche molto onerose e quindi bisogna continuare a trovare sempre nuove coppie che donano e sempre nuovi donatori. Ecco, in questa slide vedete che c'è l'aumento del numero dei trapianti negli ultimi anni, però abbiamo, in questa slide vedete anche quali sono i donatori che vengono ricercati dai nostri ematologi, che sono nel 70% donatori maschi. E quindi si capisce che dobbiamo più che altro incentivare i ragazzi ad iscriversi, perché se l'ematologo seleziona il maschio perché gli dà maggiore garanzia del successo del trapianto. Le donne con il discorso del ciclo mestruale sono molto più anemiche, sono molto più sottopeso, dopo la gravidanza sviluppano degli anticorpi che non possono più donare anche se sono trovate compatibili. Ecco perché c'è proprio una esigenza di incrementare il progetto verso i ragazzi, senza escludere ovviamente la possibilità delle ragazze che si iscrivono. Bisogna continuare sui due fronti. Bisogna anche però, c'è un'esigenza di tipo culturale, ossia sviluppare la cultura del dono a partire dal contesto familiare. Azione che aiuta anche a contrastare la crisi della famiglia. È un'emergenza educativa, la crisi valoriale e le problematiche giovanili. Noi sosteniamo che la donazione del sangue cordonale, quando una coppia aspetta un bambino, è un momento molto importante, no? Per la famiglia, per il papà, per la mamma. E li incentiviamo a donare il sangue cordonale e abbiamo realizzato un progetto che è sempre approvato dalla Regione Veneto perché anche il papà, che è maschio, si iscriva al registro, perché se non ha ancora compiuto i 36 anni abbia anche questa scelta ulteriore, non solo di donare con la mamma il sangue cordonale,
ma che si diventi esso stesso un donatore. È così che la nascita di un figlio contribuisce non solo a incrementare la nostra popolazione, ma anche sotto il tema della donazione è un problema di sviluppare in famiglia la cultura del dono. E quindi la cultura del dono passa anche attraverso la donazione del sangue del cordone ombelicale. Per questo progetto noi abbiamo, che si chiama Bimbo Dona, Papà Dona, noi abbiamo avuto il patrocinio di diverse comunità scientifiche, perché siamo partiti qua in Veneto noi, prima dopo è stato esportato nelle altre regioni. Abbiamo avuto il patrocinio della SIMTI, la Società dei Trasfusionisti, della OGOI, dei Ginecologi Ospedalieri Italiani, della FNOPO, che è la Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche. E il progetto ha ottenuto anche il patrocinio del Ministero della Salute, quindi siamo anche contenti di questo. Quindi ho già detto che è un progetto che promuove la cultura del dono nel momento speciale in cui la coppia attende un figlio. E sono circa già un centinaio di coppie che hanno donato il sangue cordonale e si sono anche iscritte al registro e sono i nostri migliori testimonial, perché vengono o col bambino o vengono con la signora che ha ancora il pancione e si prestano anche a farsi le foto del nostro diario. E quindi questa è una bella cosa. Però prima di tutto quello che è importante per avere questi risultati è la collaborazione che abbiamo con tutte le ostetriche, dei consultori, dei punti nascita di tutte le aziende che ho detto prima. È la sinergia che è fondamentale per avere questi risultati. Ho quasi finito. Ecco, a sostegno di questo progetto, Bimbo Dona Papà Dona, ogni ultimo martedì del mese organizziamo un webinar che è un webinar gratuito con tutte le coppie. Sono già 2 anni che lo facciamo e vediamo che è costantemente seguito. E quindi continueremo a farlo perché è un servizio che diamo alla cittadinanza. E, come si dice, è un appuntamento che è diventato ormai un po' una tradizione. Abbiamo anche avuto il patrocinio di ANCI Veneto e 120 comuni che l'hanno caricato nel proprio sito e lo promuovono ogni ultimo martedì del mese. E quindi questo è un grande ringraziamento che facciamo anche ad ANCI. Ecco, questo è un altro progetto molto più fresco, più recente, che si chiama Nati per donare, cresciamo donando. Nelle banche del sangue del cordone ombelicale sono presenti tante sacche, tante migliaia di sacche di sangue cordonale, ancora criocongelate 25 anni fa. E quindi si chiede al giovane che ha compiuto 38 anni, visto che la tua famiglia ha fatto questa scelta solidale, perché non ci pensi anche tu che sei diventato adulto a continuare in questa scelta dei tuoi genitori e a farti anche donatore del registro? E questo è il progetto che stiamo portando avanti adesso. È un progetto che è stato anche ripreso dalla RAI nazionale, dal TG2 nella trasmissione Tutto il bello che c'è. E quindi vedete che la famiglia è il fulcro importantissimo perché si trasmette la cultura del dono, non solo per i pazienti di adesso, ma anche per i pazienti del futuro, per i malati del futuro. Facciamo volontariato in ospedale di accoglienza, e ovviamente la nostra promozione presso le scuole. Gli studenti sono il nostro bersaglio, tra virgolette, per promuovere le donazioni e quindi anche questo è purtroppo dobbiamo anche dire che tanti ragazzi ancora non conoscono quanto è importante diventare donatori, così glielo andiamo a spiegare. Abbiamo anche organizzato un podcast che si chiama Cellule si raccontano. È un podcast che è disponibile su Spotify. La prima serie è stata trasmessa nel primo semestre di quest'anno. Dal 1° di gennaio partiremo con la seconda serie. È un programma di accompagnamento dei malati
e anche dei donatori che vogliono ascoltare le testimonianze di chi ha già donato e di chi ha ricevuto le cellule staminali ematopoietiche. Adesso io passo la parola al dottor Sergio Leonardi, che è il presidente di AIL di Treviso, che è l'associazione che assiste, come vi dicevo prima, i familiari e anche e soprattutto i pazienti presso il reparto di ematologia. Prego, Sergio. Grazie Presidente. La ringrazio veramente di cuore per averci coinvolto in questo progetto che ci accomuna. Io sono Presidente di AIL da pochi mesi. AIL è un'associazione che si preoccupa di sostenere i pazienti di leucemia, linfoma, mieloma e i loro familiari. E c'è un filo rosso che ci collega, perché i nostri malati hanno bisogno del sangue, hanno bisogno delle cellule staminali, hanno bisogno del trapianto. E ringrazio anche la dottoressa Brescacin per questa conferenza stampa che ci permette non solo di promuovere le nostre associazioni, ma soprattutto di promuovere, come è stato già detto finora, la sensibilità e la responsabilità al dono, perché non basta solo essere sensibili. Credo che ogni cittadino che ha la possibilità di poter essere donatore di sangue, di cellule staminali, ha la responsabilità di farlo, ha la responsabilità di mettersi in gioco, cioè chi sta bene deve essere consapevole che c'è qualcuno che del suo sangue ne può aver bisogno. AIL cosa fa? Intanto AIL Treviso è nata nel 1986. Teresa Pelos è stata la presidente prima di questa associazione, ha avuto un figlio malato di leucemia e ha messo in piedi questa associazione che è diventata importante nel Veneto e in Italia, perché andando alle assemblee nazionali sento che AIL Treviso ha una storia che le viene riconosciuta ed è valorizzata anche in territorio nazionale. Abbiamo appena finito la campagna delle stelle di Natale. Voi sapete che AIL ha principalmente l'impegno di raccogliere fondi, ma non solo di raccogliere fondi, dopo vi dirò, perché i fondi vanno destinati tutti alla ricerca, al sostegno alle famiglie, ad acquisire strumenti e supporto, ecco, anche al comfort dei malati che sono ricoverati. Acquisiamo tanti fondi, ma noi molto responsabilmente, perché AIL opera sotto l'alto patrocinio del Presidente della Repubblica, abbiamo anche la responsabilità di destinarli anche in modo adeguato questi fondi. Adesso vi elenco un po' di cose. Ci sono 3 parole che ci accomunano, che io le trovo sufficienti per descrivere la nostra associazione. Una parola è la solidarietà, che dopo verrà sviluppata anche in un certo modo, la sussidiarietà, perché l'AIL opera con il pubblico, con l'ente pubblico, con il Servizio Sanitario Nazionale, con i reparti di ematologia del centro trapianti, con dei hospital, per garantire supporto anche tecnologico. E poi la parola speranza, che è stata citata tante volte indirettamente anche oggi, che è la speranza che le persone possano guarire. Stamattina venendo a questa conferenza ho conosciuto chi ha donato e chi ha ricevuto e vi assicuro che è stata estremamente un'emozione molto forte per vedere che chi ha ricevuto può oggi raccontare la sua storia e chi ha donato, ecco, ha fatto il dovere di donare. Cerchiamo di rappresentare un po' la nostra associazione per quello che sta facendo. Quelli che sono un po' i nostri obiettivi dell'AIL di Treviso, che poi sono comuni a tutte le AIL in Italia. Sono 83 le AIL, ognuna ha la sua autonomia economica, giuridica e associativa, eccetera, però un po' le nostre associazioni hanno un po' tutte la stessa finalità. Sosteniamo la formazione di medici, infermieri, personale sanitario, biologi, attraverso borse di studio. Laddove non c'è la disponibilità, voi sapete che c'è anche una carenza di personale sanitario negli ospedali, nei centri di cura, ecco, laddove c'è la possibilità di poter contribuire a questo, lo facciamo sostenendo il costo di questa assunzione. Sosteniamo il reparto di ematologia dell'ospedale di Treviso, con attrezzature, altri beni di comfort, borse di studio per i professionisti. Sosteniamo il nuovo centro trapianto allogenico di Treviso, che è partito da febbraio, e che deve raggiungere un numero maggiore di trapianti appena la sua dotazione di personale sarà adeguata. Finanziamo l'assistenza domiciliare oncoematologica pediatrica in tutta la provincia di Treviso. È stata raddoppiato questo tipo di servizio a tutti i bambini che sono
stati ricoverati che hanno bisogno della continuità assistenziale nel loro domicilio, quindi un pediatra ematologo, psicoterapeuta, un infermiere, la pet therapy che viene affiancata anche come sostegno nel percorso di cura a domicilio dei bambini. Come avete già detto, sosteniamo il supporto psicologico dei pazienti AIL, il supporto dietologico, nutrizionale e anche il supporto legale, perché spesso ci sono anche delle situazioni in cui c'è bisogno anche di dare questo tipo di supporto. Gestiamo un servizio di day hospital in ospedale, un servizio accanto al day hospital che è un punto di ristoro. Le nostre volontarie tutte le mattine sono là per offrire una colazione ai pazienti che accedono al servizio day hospital per cure, per la farmacologia, per raccogliere i loro esami, eccetera, per confrontarsi con i medici. Garantiamo il trasporto sociale. Ecco, tutti i pazienti che hanno necessità di trasporto viene garantito dall'AIL. Curiamo la gestione di alcune case AIL. C'è una casa AIL che accoglie le famiglie, i familiari dei pazienti che vengono ricoverati a Treviso e ci sono 2 case AIL, una a Chiesa del Pago e una a Duna Verde, per ospitare durante il periodo estivo le famiglie dei pazienti che vogliono stare una settimana un po' così, di relax e di ricarica per la loro situazione. I nostri volontari sono presenti oltre che dei ospiti anche nel reparto di ematologia e finanziamo un progetto che si chiama Ti Sento, è un progetto di ricerca sulla funzione terapeutica che hanno gli animali nel percorso di malattia del paziente leucemico, soprattutto con i bambini. E abbiamo fatto anche un'esperienza di teatroterapia con i pazienti leucemici che vorremmo anche ripetere. Un punto forte del nostro sostegno è dato alla ricerca. Sosteniamo in questo momento 12 progetti di ricerca con l'Università di Padova, con l'IRST di Mendola, con lo IOV di Castelfranco, con Gimema di Roma, in collaborazione anche con università americane. Quella che vedete qui sono immagini dell'equipe di Padova, ecco, che sta lavorando su alcuni progetti di ricerca che sono finalizzati soprattutto alla ricerca di nuove terapie. Sappiamo che i bambini guariscono tra il 90 e il 95%, ecco, il nostro obiettivo è che i bambini guariscano al 100%, gli adulti hanno una percentuale di guarigione un po' inferiore, ecco, la nostra battaglia è che tutti i pazienti leucemici di qualsiasi età possono arrivare a guarire al 100%. Noi organizziamo poi le campagne, voi avete visto in questi giorni sono appena state concluse, si stanno concludendo la campagna delle stelle di Natale, che sono distribuite 187 postazioni, 700 volontari nella provincia di Treviso hanno questi 3 giorni sostenuto questa campagna con le stelle di Natale. Concediamo patrocini, queste sono cose minori, ecco, ma per dire che c'è un'attenzione anche con le altre associazioni per garantire, ecco, le iniziative che possono essere utili a promuovere la nostra associazione nel territorio. Abbiamo un giornalino, curiamo la cultura del dono e abbiamo soprattutto in questo momento un progetto che ci piace molto, che è il progetto Ogni dono è un nodo, che vi presenterò. Nel frattempo, visto che le slide ci presentano alcune immagini, ecco, per dare anche visibilità, le volontarie dell'AIL che sono presenti. Qui vabbè, è un momento di gita con i ragazzi. Le nostre case AIL, questa è quella di Treviso, che accoglie i familiari dei pazienti ricoverati. Queste sono le attrezzature che AIL garantisce all'ospedale, con il punto di ristoro. E poi c'è questo progetto, che è un progetto che ci sta interessando molto, perché crediamo che sia importante lavorare sulla cultura del dono. Abbiamo questo progetto con l'Istituto di Treviso, siamo fortunati perché siamo l'unica AIL dal centro-nord Italia che attua questo progetto con le scuole. È un progetto che si sviluppa attraverso la peer education e il PTCO. Il PTCO è quel percorso di alternativa scuola-lavoro che quasi tutti gli studenti delle scuole superiori devono fare in preparazione poi della scelta universitaria.
Il progetto prevede che siano formati dei peer educator. I peer educator lavoreranno poi con le classi. Alla fine questi peer educator, insieme con le classi, dovranno individuare un progetto di comunicazione per il dono del sangue e dovranno portare 50 nuovi donatori ad iscriversi all'Avis per donare il sangue, naturalmente, o il plasma o le piastrine, e poi 50 donatori invece che devono iscriversi all'Adoces per donare le cellule staminali. Ecco, questo è anche un altro momento che ci accomuna con l'Adoces, è un progetto a cui ci teniamo molto e che partirà da gennaio. Le nostre collaborazioni sono prevalentemente, come vi abbiamo detto, con l'Adoces, perché c'è questo progetto Ogni dono è un nodo con le scuole secondarie, però insomma il nostro obiettivo è anche di promuovere il dono del sangue, quindi la nostra collaborazione va anche con l'Avis, perché anche con l'Avis c'è necessità di promuovere la donazione di sangue. E poi noi siamo partner con l'Adoces per Bimbo Dona e Papà Dona, questo è senz'altro il progetto che ci fa oggi essere presenti con l'Adoces in questo momento. L'AID ha anche un'altra fortuna da quest'anno di partecipare all'Assemblea Permanente per la Sanità Partecipata. È una iniziativa che viene fatta con l'Azienda Zero e io onestamente mi sento onorato di aver rappresentato tutte le AID del Veneto e anche le altre associazioni che si occupano di patologia oncoematologica per portare le istanze dei pazienti all'interno di Azienda Zero perché possano trovare un riscontro e una risposta. Ecco, questa è un'altra cosa che ci responsabilizza molto e al quale ci teniamo a dare il nostro contributo. Grazie. Io credo di aver detto quasi tutto, No, grazie. No, Sergio, devi dire anche che abbiamo il progetto per i familiari e per i pazienti in reparto, insieme. Sì, beh, ma È un progetto futuro. rinforzo quello che ha già detto la Presidente di esatto, Adoces e Alice Bandiera. Ecco, Sì. questo progetto È una appunto. cosa che ci teniamo in maniera Certamente, particolare. certamente. Ecco, lei sarà sicuramente al fianco anche di questo progetto e lo sosterrà Sì. completamente. Sì. Allora adesso abbiamo parlato tanto di donazioni e di trapianti questa mattina e quindi adesso noi vediamo chi vuol venire per prima. Invitiamo Luca. Luca è un donatore di cellule staminali e volevo che fosse proprio lui il migliore esempio. Luca, posso rubarti un minuto solo? Perché mi sono dimenticato di dire una cosa importante. Sì, adesso sì. Nella solidarietà, ecco, noi abbiamo un impegno importante in questo momento di portare in Italia 2 fratelli del Bangladesh, perché c'è un paziente che sta aspettando il trapianto di cellule staminali probabilmente e le difficoltà di farli arrivare in Italia è altissima per i problemi di sicurezza civile che c'è in quel paese. Quindi con la prefettura di Treviso stiamo lavorando per portare questi 2 fratelli a Treviso per donare le cellule staminali. Scusa Luca. Grazie a tutti, grazie per l'invito. Ammetto che sono emozionato perché solitamente andiamo all'interno delle scuole, parliamo con gli studenti e è la prima volta che parlo all'interno di un'istituzione. E la mia esperienza è iniziata a 18 anni quando ho deciso di tipizzarmi e anche nelle scuole racconto sempre che la dottoressa quando ha deciso di tipizzarmi mi ha detto bella questa tua iniziativa ma sappi che è una possibilità su 100.000 di essere compatibile e quindi di ricevere questa chiamata. E la chiamata è arrivata quando avevo circa 23-24 anni, quindi dopo 6 anni che mi sono tipizzato e in quel momento ammetto che avevo tanta paura perché ho detto ma a 18 anni al posto di andare a tipizzarmi non potevo fare altro perché effettivamente c'era tanta ignoranza, la gente non conosce effettivamente che cos'è la donazione di cellule staminali o di midollo osseo sostanzialmente mi ha detto che ero compatibile per i primi 2 step, ci sono 4 step di compatibilità, di andare a fare un prelievo. Io avevo paura e subito non volevo andarci, nel senso che ho detto no dai, temporeggiamo, aspettiamo un attimo, e la dottoressa mi ha detto, io non mi sono inventato, effettivamente avevo un esame all'università, stavo facendo l'università, e questa è una cosa che racconto anche nelle scuole e io ho detto domani è un esame, faccio fatica, verrò la settimana prossima, ho detto almeno ci penso, prendo tempo e la dottoressa mi ha detto che è la cosa che non va mai detta agli studenti universitari, se vieni domani mattina l'esame andrà benissimo
Effettivamente è stato così, nel senso che sono andato quella mattina e l'esame poi ha portato fortuna, è andato bene. E quindi ho detto qua, questa cosa mi sta iniziando a piacere. E dopo 2 mesi ho ricevuto la telefonata che il mio step di compatibilità era appunto andato avanti e dovevo fare l'ultimo prelievo per vedere se ero compatibile con questa paziente. Noi donatori non sappiamo nulla se non che l'età e la nazionalità della persona che deve ricevere. Io sapevo che questa signora aveva 54 anni ed era italiana e l'unica soluzione era quella di ricevere cellule staminali perché non poteva più fare terapie. Questo è quello che mi ha detto il centro trasfusionale. Per quanto riguarda la donazione, per me era stata scelta la strada delle cellule staminali, donazione a sangue periferico, e di conseguenza comportava semplicemente farsi delle semplici punture per fare in modo che le cellule staminali uscissero e poi prelevarle tramite un macchinario. C'è un aneddoto che ricordo sempre con tanta emozione. Io ho sempre fatto riferimento al centro trasfusionale di Borgo Trento a Verona per la firma definitiva delle ultime carte e la consegna di queste punture molto banali da farsi. Dovevo andare in Borgo Roma, la dottoressa ha iniziato a spiegarmi un attimo come fare, dove andare, cercare il reparto per la consegna e la firma, però non avevo capito il telefono, con l'orientamento non ce la faccio e mi sono trovato davanti a una porta a vetri verde con scritto DH 103 pianti. E quando lo racconto riprovo le stesse emozioni che ho provato in quel momento lì, perché non avevo avuto la fortuna che hanno gli studenti adesso di sentire cos'è una donazione di cellule staminali e qual è il percorso, la sicurezza, non sapevo nulla in quel momento, avevo solo paura di quello che stavo andando a fare, ma allo stesso tempo ero contento. Si è aperta questa porta verde a vetri, sono entrato dentro e mi sono trovato nel posto sbagliato al momento giusto, perché mi sono trovato di fronte alle persone che effettivamente vivevano la malattia. Quindi avevo sbagliato il reparto, però alla fine erano loro le persone che stavano male, che speravano di trovare un donatore compatibile. E mi ricordo ancora l'odore del disinfettante che c'era in quel reparto. Sono uscito con un nodo alla gola, con gli occhi lucidi, e ho detto, bene, in questo momento, se fino ad adesso non ero convinto di quello che stavo facendo, avevo paura, adesso ho preso la consapevolezza che sto facendo la cosa giusta. Sono andato a firmare, a prendere le ultime carte, a fare tutte le cose, diciamo, burocratiche definitive, ed ero contento di quello che stavo andando a fare. E ho detto, da adesso in poi sono contento di donare le cellule staminali a questa signora qui, ma da adesso in poi devo anche dire alle persone che devono tipizzarsi, che è importante tipizzarsi, perché ci sono quelle persone che dietro la porta non hanno la possibilità di avere la voce e di chiedere e di urlare aiuto. Grazie. Noi donatori sappiamo dopo un anno se le persone ce l'hanno fatto oppure no. E ammetto che avevo paura a chiederlo dopo un anno alla dottoressa, perché ci si sente anche quella responsabilità addosso nel dire forse non sono stato in grado di fare qualcosa. Invece l'ho chiesto e ce l'ha fatta dopo un anno. E la cosa bella è che io ho donato nel 2016, l'anno scorso mi hanno richiamato dicendo che la paziente aveva dei valori un po' sballati e se ero disponibile nuovamente ad aiutarla di nuovo. Quindi la chiamata ha avuto un duplice significato per me. Uno, aver dato la possibilità ad una persona di aver vissuto almeno altri 8 anni, quindi di conseguenza per me è stato un bel traguardo, e l'altro di dargli una seconda vita, una seconda possibilità, ed aiutarla perché questa persona effettivamente si sarebbe trovata in quel reparto a cercare una mano. Quindi quello che dico sempre agli studenti è questo: prendetevi 1 o 2 minuti durante la giornata e pensate quanto siete fortunati in questo momento, e con un semplice gesto, perché è veramente un semplice gesto, si può salvare la vita di una persona che si trova dietro quel reparto, che però non ha voce perché grida solo aiuto ma nessuno li ascolta. Grazie. Adesso vi presento Alberto. Lui è quello che non aveva voce e che era dall'altra parte di quella porta a vetri verde. Prego Alberto. Ciao a tutti, ringrazio tutti quanti quelli che mi hanno dato la possibilità di venire qua a raccontare la mia storia. Praticamente sono Alberto, ho 44 anni, purtroppo nel 2019 mi hanno diagnosticato un mieloma multiplo.
sono un ex giocatore di calcio. Praticamente il 13 gennaio di quell'anno, durante una delle mie ennesime partite, durante un contrasto ho ricevuto una gomitata sul fianco destro. L'indomani, al lunedì, un forte dolore, al martedì stavo malissimo, mercoledì non riuscivo a respirare. Praticamente sono entrato in ospedale, mi hanno fatto una lastra e si sono accorti che avevo 3 costole rotte. E i medici mi hanno detto: ma com'è possibile che con una gomitata ti hanno rotto 3 costole? Faccio, non lo so. Da là, praticamente dal 13 gennaio 2019 fino al 25 marzo del stesso anno, sono entrato in ospedale all'incirca 10-15 volte. Non riuscivano mai a capire cosa avevo e stavo sempre più male, fino al momento che le mie spalle si erano addirittura paralizzate. Da là, il 25 marzo, erano le 18 di sera, e stavo aprendo il mio coperchio con la mia bella pasta in bianco, e è entrata tutta l'equipe medica. Sempre al mio fianco c'è sempre stata mia moglie Federica, che mi ha sempre seguito anche a oggi. Da lì è entrata tutta l'equipe medica, ho guardato mia moglie e ho detto: ecco qua, adesso è il momento. Entrano tutto il staff, mi dicono: Alberto, ci hai fatto patire il pene dell'inferno, però abbiamo scoperto cos'hai. Io ho detto: che cos'ho? Hai un mieloma multiplo. Io, da ignorante, ho detto: che cos'è? È una malattia sul sangue che si nutre del calcio delle ossa fino a formare dei buchi. In 2 secondi, vi dico la verità, in 2 secondi ho realizzato tutto. Il mio primo pensiero è stato: ah cavolo, non posso più giocare a calcio, della malattia non me ne fregava niente, se posso dire la verità. La seconda cosa, il secondo secondo, ho guardato il primario e ho detto: c'è la cura? Sì. Allora cosa stiamo qua a aspettare? Facciamo subito. Il giorno dopo mi hanno messo subito a fare la mia bella chemio, la bella bibitone, lo chiamavo io, di 4 ore. Il primo scopo per i medici, praticamente avevo quasi l'80% del sangue era tumorale. Il primo step era quello di provare a fare 2 autotrapianti delle mie cellule, e li ho fatti uno a marzo del 2020 e uno a giugno, perché vanno fatti nell'arco di 3 mesi. Bene, da là, fatto questo, e prima di arrivare a quel famoso marzo di fare il primo autotrapianto, ho fatto ogni settimana per 4 ore chemio. Dovevo portare il più basso possibile il livello delle cellule tumorali nel sangue, in modo da arrivare a fare l'autotrapianto più sano possibile, diciamo. Bene, ci siamo riusciti perché l'avevamo portato quasi in remissione, una cosa fuori dalla normale, mi hanno detto. Bene, ho fatto i 2 autotrapianti, per 1 anno sono stato bene, la malattia purtroppo si è ripresentata dopo 1 anno e mi ha preso la spina dorsale, da cui sono rimasto paralizzato 5-6 mesi, non riuscivo più a camminare. Da là ho ricominciato le mie belle chemio, i miei bei bibitoni, da là 1 anno per riuscire a mandarla via dalla spina dorsale. Per i medici l'ultima spiaggia era quella di trovare un donatore, se no Alberto con le chemio non vai tanto avanti e non sarei qua. Bene, da là mi hanno mandato a Udine, a Santa Maria delle Misericordia, dove c'è il centro trapianti. Da là ho conosciuto tutto lo staff medico che si occupa di questi trapianti e mi hanno fatto un elenco di cose da fare e non fare prima e dopo, questo e quello. E la classica domanda che io ho fatto alla fine era: quanto tempo ci vuole trovare un donatore? In media ci mettiamo intorno ai 3 mesi, mi hanno detto, e ero andato a parlare a fine settembre, quindi avevo ottobre, novembre e dicembre che aspettavo questa telefonata. I primi di dicembre avevo memorizzato sul telefono centro trapianti di Udine, ero sempre seduto con mia moglie a mangiare, mi arriva questa telefonata, guardo Federica e gli dico: ah, adesso è ora, mi hanno trovato un donatore. Purtroppo non era la risposta che aspettavo. Purtroppo, facendo degli esami specifici sul mio sangue, era un po' più complicato di quello che pensavano, e mi ha detto: purtroppo dobbiamo slittare alla primavera dell'anno dopo. Là ho detto, dentro di me ho detto: no cavolo, cioè voi mi avete fatto una promessa che in 3 mesi me lo trovavate. E da là ho messo giù il telefono, ero rammaricato. Il 28 dicembre mi richiamano: Alberto, te l'abbiamo trovata. Ho scoperto che questa donatrice arriva da oltreoceano, è una donna dall'Argentina. Bene, di cui dopo ci siamo anche scritti per via, ho scritto delle lettere, ho mandato anche un biglietto qua a Natale, che dopo vi spiego. Da là praticamente sono entrato al centro trapianti a marzo. Da marzo ho fatto 5-6 giorni di chemio continue, perché lo scopo è quello di portare il midollo osseo a morire. Da là, il 31 di marzo, da oltreoceano sono arrivate le cellule, e vi dico, ho pregato fino a quando non ho visto il nome sulla sacca, il nome mio sulla sacca, perché sai, sei sempre un po' con l'ansia. Bon, da là ho fatto l'infusione, e là ci vogliono in circa 100 giorni che tutte le cose vanno bene. Fortunatamente, in teoria, un trapianto dura dai
40, 50 giorni. Io fortunatamente ho bruciato un po' tutte le tappe, 28 giorni ero a casa, difatti anche il primario di Undi mi ha detto una delle convalescenze più veloci che abbia mai visto, e ho detto sarà la voglia di tornare a casa con la mia famiglia, e si è messo a ridere. Io ho sempre affrontato tutto con il sorriso, non ho mai mollato un secondo, perché non sono pochi, non sono tanti, 5 anni da quando sono malato, però quello che posso insegnare a chi, spero che nessuno capita, è quello che bisogna tenere sempre il morale alto. E vi dico la verità, sono stato male, però lo facevo senza che nessuno mi vedesse, perché una cosa fondamentale è anche provare a riuscire a far capire agli altri che tu stai bene, perché anche le persone che ti sono a fianco sono fondamentali assolutamente. Da là praticamente ho fatto i 28 giorni, e vi dico il pianto più che mi ricorderò per tutta la vita, il pianto più bello, posso dire più bello che ho fatto, è stato quello quando sono ritornato a casa, perché metà lacrime andava a tutto lo staff che mi ha tenuto per mano tutti i 28 giorni, perché vi dico si crea una famiglia, perché sono le uniche persone che tu hai in quel momento, sono le uniche persone che tu puoi scambiare una parola, sono quelle che possono darti una stretta di mano, che anche la stretta di mano è fondamentale. Ho pianto perché abbandonavo una famiglia, però di cui adesso vado una volta al mese a fare i miei esami, di cui passo sempre il reparto a salutarle, perché li ringrazierò per tutta la vita. E dopo l'emozione di rivedere mia moglie fuori dalla porta che mi aspettava. Da là sto facendo adesso delle terapie, sta andando abbastanza bene, e ringrazio l'Alice di darmi la possibilità di andare alle scuole a motivare i giovani, perché donare salva la vita e non costa niente. Bravo Luca che dona, giusto? È un donatore, senza di lui io non sarei qua, potrebbe essere stato anche lui a salvarmi la vita, perché a volte dobbiamo pensare che potesse salvare anche la vita di chi che ti è a fianco senza saperlo, perché non costa niente. E ho scritto, finisco, ho mandato una lettera di auguri alla donatrice, gli ho scritto che sta andando tutto bene, questo e quello. In allegato ho messo una foto di io che era una cosa che da piccolo volevo sempre fare, era quello di buttarmi col parapendio, e l'ho fatto. E l'ho fatto, e ho detto dentro di me, ma ho dovuto aspettare ad ammalarmi per buttarmi. E gli ho scritto, grazie a te sono tornato a volare, gli ho detto. Così. Sì. Grazie Alberto. E adesso abbiamo dei giovani. Abbiamo una mamma, la testimonianza di una mamma che ha donato il sangue cordonale, e abbiamo Giovanni e anche Martina, che venga qui. Serena, vieni qua, Serena e Martina la mamma, venite qua un attimo, perché siete il futuro delle donazioni, voi ragazzi, insieme con la vostra mamma. È il progetto che si chiama Nati per donare, cresciamo donando, e sono i nostri testimonial. Prego. Veloci. Allora, dai Martina. Va bene, buongiorno a tutti, io sono Rossella e sono la mamma di Serena. Di Serena. È un po' difficile affrontare questo discorso dopo la testimonianza di Alberto. Comunque, niente, io voglio solo sensibilizzare le coppie che a donare il cordone ombelicale alla nascita non è una cosa invasiva, non fa male e non costa niente soprattutto. Quindi non dovrei aggiungere altro, nel senso che comunque è una cosa umana, una cosa che può salvare una vita, e quindi facciamolo. Niente, io riporto qui quello che generalmente la gente mi chiede, ovvero perché lo fai, e secondo me la risposta semplicemente è perché no, cioè nel senso perché non dovrei farlo. E quindi niente, mi collego a tutto quello che è stato detto finora, non costa, anzi al massimo arricchisce me, arricchisce la mia mamma e arricchisce chiaramente la persona che in caso avrà bisogno di me e di quello che posso fare. Quindi niente. Vabbè, anch'io concludo dicendo che secondo me è un qualcosa di estremamente naturale, cioè tante volte mi chiedono perché, appunto, e io faccio quasi difficoltà a dirlo, no? Perché non c'è stato un evento, un qualcosa in particolare che mi ha motivato a farlo, semplicemente sono stato cresciuto, sono stato portato a fare questa cosa perché penso che ce ne sia tanto bisogno, sia tanto facile, appunto, e lo vedo come una tappa di un percorso il più naturale possibile, proprio che viene con la crescita e che viene da un'educazione di una famiglia che fortunatamente mi ha introdotto al tema, mi ha sensibilizzato e mi ha permesso poi di
fare mia questa cosa che hanno fatto i miei genitori al tempo e poter, diciamo, avere voce in capitolo anche riguardo a questo tema. Grazie a tutti di cuore davvero di essere stati qui e spero che avremo tante altre occasioni per fare ancora del bene. Buon Natale a tutti.